Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. 3 morti in uno scontro tra un camion e un'ambulanza sulla statale Palermo-Agrigento. A perdere la vita i 2 operatori sanitari e la donna dializzata che trasportavano. Omicidio di Partinico, fermato il presunto assassino dell'allevatore Vito La Puma. Il suo furgone era stato visto allontanarsi dal luogo del delitto. Niscemi, 6° giorno fuori casa per gli sfollati della zona rossa. La pioggia riaccende la paura, una comunità sospesa chiede sicurezza e risposte e offre solidarietà. I soldi ci sono senza toglierli dal ponte. Il vice premier Matteo Salvini sui luoghi devastati dal ciclone Harry, sopralluoghi a Roccalumera, Furci, Siculo e Letojanni con il presidente Schifani. Ondata di maltempo nell'Agrigentino, a Licata crolla una casa, danni anche al cimitero. Catania per la prima volta la Candelora di Sant'Agata a Librino, una festa per i bambini che hanno inaugurato il Parco dei Sogni con 3.000 mattonelle di ceramica. Calcio, il Palermo stravince contro il Bari 3-0 per il rosanero, a segno le Bluarompo, Iampalo e Ranocchia. Serie C, Catania oggi in campo a Potenza contro il Sorrento, obiettivo conquistare la 4ª vittoria consecutiva, impegni casalinghi domani per Trapani e Siracusa. Bentrovati, apriamo questa edizione di Sicilia 24 con l'incidente avvenuto sulla Palermo-Agrigento. Un camion si è scontrato con un'auto medica, 3 i morti, 2 operatori sanitari e una donna dializzata che trasportavano. Sentiamo Marco Gullà. Un impatto violentissimo, forse causato anche dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. Un altro terribile incidente sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio tra Misilmeri e Bolognetta, nel Palermitano. Nello scontro tra un'auto medica e un camion hanno perso la vita 3 persone. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto. Le 3 vittime sono il conducente e i passeggeri dell'automedica. Si tratta di 2 operatori dell'associazione Madonia Soccorso Ollus che si occupa del trasporto di emodializzati. Giuseppe Badalamenti, di 66 anni, e Gasparello Giudice, di 48 anni, e di una paziente, Giovanna Oddo, di 95 anni. In lacrime, l'autista del camion che si è scontrato con l'automedica, disperati alcuni parenti delle vittime arrivati immediatamente sul luogo della tragedia. Non si può morire così, non si può perdere la vita per andare a lavorare, grida un uomo in lacrime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale di Carafridi per i rilievi e le squadre ANAS per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Ancora una volta la Palermo-Agrigento, teatro di tragedie, incidenti e morti, una strada che diventa ancora più pericolosa quando piove. La polizia di Palermo ha fermato Francesco Loiacon, un agricoltore di 47 anni di Partinico, accusato dell'omicidio dell'allevatore di pecore Vito La Puma, di 73 anni, originario di Borgetto, avvenuto lo scorso 14 gennaio nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini. L'assassino aveva esploso 3 colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata che non hanno dato scampo a La Puma. L'uomo fermato si è avvalso della facoltà di non rispondere e oggi davanti al GIP Walter Turturici si terrà l'udienza di convalida del fermo disposto alla procura di Palermo. A Niscemi è il 6° giorno fuori dalle loro case per gli sfollati della zona rossa. Una comunità sospesa chiede sicurezza e risposte, ma intanto offre anche solidarietà. Eva Spampinato. A Niscemi ogni goccia di pioggia fa paura e qui continua a piovere su una situazione già drammatica. La linea del fronte della frana continua ad arretrare e la zona rossa è destinata ad allargarsi. Anche oggi continua la via crucis degli sfollati che chiedono aiuto e si fanno accompagnare, lo vediamo nelle immagini, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile che scortano i cittadini nelle proprie abitazioni, quelle che sono rimaste all'interno appunto della zona rossa, per recuperare i propri oggetti personali. Voi siete in fila per chiedere di essere scortati in casa? Sì, stiamo aspettando, dobbiamo completare il foglio e andiamo a recuperare quello che ci necessita. Fuori dalla zona rossa il paese vive a metà, sospeso, sapendo che nulla sarà più come prima. Mentre le responsabilità rimbalzano, resta una certezza: un'intera comunità chiede risposte e sicurezza.
Per quanto riguarda la viabilità, già è in campo il Genio Militare, il Libero Consorzio, i tecnici del Comune, i sopralluoghi sono pronti e quindi noi abbiamo detto il prima possibile, ma già sono all'opera. E le scuole? Le scuole si stanno definendo alcune vicende e verranno riaperte, poi comunicherò quando Diciamo, non è certo lunedì. No, guardi, queste comunicazioni le dà il prefetto. Intanto al Palazzetto Pio La Torre, dove è stato organizzato il centro di accoglienza per gli sfollati, i volontari, tra cui tanti giovani, organizzano il pranzo. Una persona dà la pasta, una persona dà il secondo, una persona dà il secondo, una persona dà il contorno, una persona dà l'acqua e la frutta. Oggi siete volontari, Sì, oggi aiuterete gli sfollati per il pranzo. Sì, oggi è il primo giorno, infatti ci ha spiegato come dobbiamo organizzarci perché non sappiamo come dobbiamo fare. Ci sono anche tanti ragazzi. Sì, i nostri figli, ci siamo messi a disposizione per Voi di dove siete? di Niscemi. Questo è diventato anche il punto di raccolta della spesa solidale. Nel dramma la comunità si stringe attorno a gesti concreti. E i disastri siciliani, dal ciclone alla frana di Niscemi, diventano terreno di scontro politico. Da Roma a Palermo è un tutti contro tutti. Manlio Viola. E tutti contro tutti nella politica siciliana e italiana nel post-ciclone Harry e frana di Niscemi. Per PD, 5 Stelle e sinistra estrema i disastri sono l'occasione per tentare di affondare definitivamente il ponte sullo stretto già bloccato dalle osservazioni della Corte dei Conti. Annullare questa opera inutile e dannosa e usare i soldi per la ricostruzione è il coro unanime dell'opposizione. A far scoppiare la polemica nella maggioranza però è l'interpretazione data alle parole del vice premier azzurro Antonio Tajani: se c'è un rinvio o un accantonamento valuteremo, aveva detto a Bruxelles. Ma Tajani non si riferiva ai fondi del ponte, così in serata lo stesso ministro degli esteri su X deve correggere il tiro. Ci sono tante proposte da analizzare, ma quella che prevede di usare i fondi del ponte ci trova contrari. E il Consiglio dei Ministri di ieri, dicono praticamente tutti in coro, di ponte non ha parlato, rimandando ad altra seduta anche il tema del rinnovo del decreto per proseguire nell'iter di costruzione. Mentre la maggioranza blinda questi soldi per il ponte, si cercano risorse anche in Europa e impazza però la polemica sulla frana di Niscemi e sul perché non si sia fatto nulla per evitare che divenisse così disastrosa. Musumeci attiva un'indagine amministrativa, lo fa con decreto senza passare dal Consiglio dei Ministri, la Vardera presenta un esposto in procura, mentre l'ex premier Matteo Renzi attacca il ministro della protezione civile su X, un raccomandato della Meloni che non ha fatto nulla, dice. Intanto questa mattina la Regione ha pubblicato l'avviso per censire i danni in agricoltura, che si aggiunge al bando per i ristori che era stato varato ieri dalla Giunta Schifani. E l'innesco della frana di Niscemi potrebbe essere stato favorito dal cedimento di strati profondi del terreno in connessione con la presenza di sacche di gas metano. È tra le ipotesi avanzate dal segretario generale dell'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, Leonardo Santoro, sulla scorta delle particolari caratteristiche geologiche dell'area. E il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini nel pomeriggio di ieri sulla costa ionica si è recato per verificare di persona i danni del ciclone Harry. I soldi ci sono, ha detto, anche senza prenderli dal ponte sullo stretto. Francesco Triolo. Conto è sentire le testimonianze dei sindaci che ti chiamano al telefono, un conto sono i quattrini che servono, ma più che dai soldi, anche forte di vecchie esperienze, sono preoccupato dei tempi, della burocrazia. Una giornata trascorsa tra Calabria e Sicilia per il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini per rendersi conto della scia di disastri che ha lasciato il ciclone Harry, prima in sorvolo dall'alto, poi di persona a Furcisiculo come a Letojanni, quindi nel Catanese, accompagnato dal presidente della regione Renato Schifani, ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindaci. La preoccupazione non è solo per le risorse. No, i soldi arriveranno fino all'ultimo centesimo, senza togliere soldi alle scuole, alle strade, ai ponti, alle gallerie, alle ferrovie siciliane e calabresi. Parlava dei tempi, però, ministro, i tempi della burocrazia. C'è un commissario, io ho parlato con Occhiuto e adesso con Schifani, stiamo raccogliendo tutte le richieste dei sindaci, anche per potenziare le macchine comunali. Io ho comuni che hanno un geometra e quindi è chiaro che dare a un sindaco 50 milioni di euro con un geometra comunale non hai risolto il problema. Il tema è d'attualità e il vice premier su una cosa è chiaro:
I soldi per la ricostruzione non arriveranno dalle risorse appostate sul ponte sullo stretto. È come se quando c'è stato un problema in Piemonte avessi fermato i cantieri della TAV. Bravo. Uso altri soldi. Ma se un'assemblea regionale approva un ordine del giorno a maggioranza vuol dire che non c'entra niente. Non è una norma, l'ordine del giorno è una norma. Però c'è una maggioranza. Ma quale maggioranza? I soldi del ponte che tu mi insegni sono per investimenti nei prossimi anni. Qua ai sindaci servono soldi adesso, non i soldi del 2032. Quindi se uno vuole fare polemica, io non sono qua per far polemica, ricominciamo fra un mese a far polemica. Ci prendiamo questo mese per ricostruire tutto. Poi fra un mese torniamo a litigare con la Schlein. E su questo argomento trova anche la sponda del presidente Schifani. Non occorrerà minimamente intaccare i fondi del ponte per il semplice motivo che siamo in grado, in outsourcing, di risolvere questa emergenza con risorse nostre, ma che comunque, ripeto, sono destinate a progetti ed opere la cui progettazione è in tale ritardo per cui la quasi certezza che vadano in disimpegno, cioè vadano restituiti. E c'è stato un assalto dinamitardo fallito la notte scorsa al bancomat di un ufficio postale nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Almeno 3 banditi, poi fuggiti a bordo di un'auto, hanno usato dell'esplosivo per rubare la cassaforte senza però riuscirci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini. Adesso andiamo a Licata, flagellata dal maltempo. Una notte di vento, pioggia e mareggiate ha causato danni in città. Davide Sardo. Il maltempo che da giorni insiste sulla provincia di Agrigento ha colpito duramente Licata. Una notte di vento forte e pioggia intensa ha messo in ginocchio la città, causando danni e disagi in diversi quartieri. Strade allagate e rami spezzati hanno reso difficile la circolazione in alcune zone. Le raffiche hanno provocato il crollo di un'abitazione nel cortile Gambino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Per fortuna non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti. Situazione critica anche lungo la costa, dove le mareggiate hanno battuto con forza il litorale. Al cimitero di Marianello il vento ha fatto crollare un grosso pino. L'albero, cadendo, ha distrutto alcune ringhiere e danneggiato diverse tombe. Per motivi di sicurezza il sindaco Angelo Balsamo ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura per l'intera giornata dei cimiteri e delle ville comunali. Intanto sono al lavoro tecnici e operai del Comune per la messa in sicurezza delle aree colpite e la rimozione dei detriti. La Protezione Civile e le forze dell'ordine continuano a monitorare la situazione, invitando la cittadinanza a limitare gli spostamenti fino al miglioramento delle condizioni meteorologiche. A Pozzallo 600 prodotti contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ragusa. 2 sorelle vendevano prodotti contraffatti di note Griff a un prezzo di gran lunga inferiore a quelli di mercato durante dirette sul loro profilo Facebook. Era il mercatino telematico realizzato in un garage di Pozzallo dalle 2 donne che sono state identificate e bloccate dalla Guardia di Finanza mentre erano online. Le 2 sorelle e una terza persona che aveva messo a disposizione come base logistica un magazzino sono state denunciate. Adesso una breve pausa, tra poco. Sono uscite le materie per l'esame di maturità che inizierà il 18 giugno con la prova scritta, latino al classico e matematica allo scientifico. Le novità di quest'anno però riguardano soprattutto l'esame orale con 4 materie prevalenti. Al classico anche matematica e storia e allo scientifico si aggiungono storia e scienze naturali e sarà obbligatorio, pena la bocciatura. Una norma quest'ultima introdotta dopo il boicottaggio dell'orale nella scorsa maturità da parte di alcuni studenti con la promozione già in tasca che fecero scena muta per protestare contro il sistema di valutazione. A Catania le candelore per la prima volta a Librino, una festa per i bambini del quartiere che hanno inaugurato il Parco dei Sogni voluto da Antonio Presti. Giusy Lazzara. C'è festa oggi a Catania nel quartiere di Librino, per la prima volta sfilano in Viale Nitta le candelore che precedono le celebrazioni della festa di Sant'Agata. Da piccolo ho avuto il voto anche di portare il sacco di Sant'Agata, però la candelora è sempre stata una mia passione. C'era mio padre, anche mio fratello, ed è nata una passione anche per me.
Oggi è stato inaugurato anche il Muro dei Sogni con 3.000 formelle di ceramica realizzate dai bambini delle scuole. Samuele, allora, questa cos'è? È una mattonella che è mia, il mio sogno. Ah, e qual è il tuo sogno, Samuele? È questo, scusa. Inaugurato anche il Giardino delle Rose, voluto e sognato come tutto dal mecenate Antonio Presti. Invece di togliere spazzatura, invece di educare a non creare spazzatura, forse è più importante in questo momento educare a piantare una rosa. Ecco 10.000 bambini, se anno dopo anno piantano una rosa con le mamme e con le famiglie. Librino riacquista un diritto alla cittadinanza in nome della bellezza. Com'è portare questo quadro? Bellissimo. Per me la regina di Catania. E senti, per te che cos'è Sant'Agata invece? Chi è? Una santa. Cittadini! Siamo tutti Adesso a Ragusa, città del formaggio 2026, premiata la tradizione casearia della provincia e i suoi prodotti. Veronica Barbarino. Dopo Santo Stefano Quisquina, Novara di Sicilia, Enna, Godrano, Vizzini e Poggioreale, è Ragusa la nuova città del formaggio 2026. Il riconoscimento è stato conferito dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi, che ogni anno premia i territori simbolo della tradizione casearia siciliana. Sceglie queste città con un dossier che andiamo ad arricchire di anno in anno, con tutte quelle che sono le produzioni, le attività e la voglia di poter valorizzare il territorio e le produzioni casearie. Un titolo che celebra una storia secolare profondamente legata al territorio ebleo, dove la cultura del latte si tramanda da generazioni. Qui nasce infatti il ragusano DOP, formaggio simbolo di eccellenza siciliana. Noi abbiamo una fortissima vocazione agroalimentare, come è noto, siamo grandi produttori di latte e siamo anche grandi trasformatori del latte. C'è un riconoscimento importante perché certifica che il nostro ragusano DOP è un formaggio conosciuto, riconoscibile e che dà pregio e lustro a tutto il nostro territorio. Ragusa quindi si prepara ad un anno da protagonista nel segno del gusto. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Palermo stravince contro il Bari al San Nicola 3-0 e 3 punti pesanti per la compagine rosanero, temporaneamente terza, a segno nell'anticipo di ieri sera all'Edorò, Poyampalo e Ranocchia. Sentiamo Marco Gullà. Il Palermo domina, vince e convince. Al San Nicola netto 3-0, i rosanero tengono al guinzaglio il Bari e mettono in cascina 3 punti che sono un segnale chiaro al campionato. Ieri sera nell'anticipo la formazione di Inzaghi non ha mai sofferto, dopo un primo tempo tenuto sotto controllo, nella ripresa l'Edu Aron ha dato il via alle danze, poi raddoppio di Poyampalo e rigore finale di Ranocchia. Un 3-0 che mette pressione alle prime della classe, il Palermo c'è e vuole giocarsi fino in fondo le chance di promozione diretta. Riavvolgiamo il nastro, Inzaghi inserisce l'Edu Aron assieme a Palumbo e Poyampalo. Il primo squillo arriva proprio con il francese che con un sinistro al volo sfiora il palo alla sinistra di Cerofolini. L'occasione più ghiotta arriva però sui piedi di Bani, Segre tira in porta, Cerofolini respinge e la palla arriva sui piedi del difensore che a porta praticamente spalancata spreca clamorosamente l'occasione del vantaggio. Poi Ranocchia da buona posizione non c'entra la porta. Ripresa 57esimo, Ceccaroni di prima intenzione pesca l'Edu Aron sul secondo palo, terzo tempo perfetto del francese che insacca di testa alle spalle di Cerofolini e vantaggio Palermo. La formazione di Inzaghi non sbaglia nulla e gioca al gatto col topo, il Bari non esiste, arriva così il raddoppio, palla illuminante di Palumbo per Poyampalo che di testa buca Cerofolini tra due centrali biancorossi. Il finlandese si fa anche male, uscirà poco dopo per precauzione. C'è tempo anche per il rigore conquistato da Giasi che batte magistralmente Ranocchia. 0-3 e Palermo che sfiora anche il quarto gol nel finale. 3 punti pesanti, i rosanero ruggiscono in attesa dei passi falsi delle dirette concorrenti. E in Serie C Catania oggi in campo a Potenza contro il Sorrento, obiettivo conquistare la quarta vittoria consecutiva e mettere pressione al Benevento che affronta in trasferta l'Atalanta Under 23. Tonino De Mana.
restare in testa e rimanerci intanto per una notte. Mister Toscano carica il Catania in vista della trasferta di Potenza, avversario il Sorrento che galleggia ai margini della zona play-out. Rossazzurri a caccia del poker di vittorie per mettere pressione al Benevento, impegnato domani sul campo dell'Atalanta Under 23. Un passo alla volta, una partita alla volta, tutte importanti. Allora intanto il Sorrento col supporto in più del pubblico etneo che assieperà la tribuna ospiti e trasformerà il Viviani di Potenza in uno stadio quasi di casa per il calore che i supporter etnei sanno trasmettere. I ballottaggi per merito di un mercato fatto bene per tempo ci sono nel ruolo di braccetto con Gherardi e Allegretto, con Carnieluti pronto comunque a dare il suo contributo. Al centro con Di Noia e Corbari, davanti con Forte e Rolfini. Alle spalle D'Ausilio sta benissimo, ma è tutta la squadra a dare garanzie. Ed un'altra squadra che dà garanzie è quella di Diretta Stadio, che dalle 14 su Telecolor sarà in studio per raccontarci Sorrento-Catania. 3 ore live con la gara, il pre ed il post per dare voce e sentire le impressioni dei protagonisti. Impegni casalinghi domenica per Trapani e Siracusa. I Granata ospitano al provinciale l'Altamura, gli azzurri al De Simone il Crotone. Sergio Colosi. Trapani e Siracusa, gemelli nelle disavventure ma distanti nel rendimento, domenica tornano in campo per misurarsi rispettivamente contro team Altamura e Crotone. 11 cessioni e 9 acquisti nel mercato Granata condizionano non poco le scelte di formazione di Aronica, che potrà contare sul rientro per fine squalifica del centrocampista Marcolini. Il periodo è positivo con 3 vittorie, Casarano, Sorrento e Casertana, e il KO di Latina nelle ultime 4 giornate. Antonini lancia messaggi distensivi alla tifoseria, aprendo la gradinata a 3 euro, un invito per ripartire insieme con l'obiettivo salvezza, anche se il presidente ha parlato di play-off. Penalizzazioni e riduzione degli investimenti pesano non poco, ma in campo il Trapani cerca nuove conferme contro l'Altamura, che delimita il centro classifica. Stessi problemi per il Siracusa, aggravati da 3 sconfitte consecutive, Monopoli, Cerignola e Benevento, che hanno allontanato il traguardo stagionale. Gli azzurri inseguono il riscatto al De Simone contro il Crotone, alla ricerca del miglior piazzamento possibile in chiave play-off. Panchina per gli ultimi acquisti, mentre farà parte dell'11 titolare Di Paolo, appena ceduto al Cagliari, ma in Sicilia fino alla conclusione del torneo. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi lascio alla rassegna stampa.